Io ho cercato di bloccarlo, lui aveva il finestrino aperto, quindi sono riuscito a inserire il braccio con l'intenzione di bloccarli sperando non partissero. Loro invece hanno comunque messo in movimento l'auto, tra l'altro in senso opposto a quello di marcia, perché questo qui è un senso unico, anche sono partiti nella direzione del centro di Pieve e io ho lasciato subito la presa per non farmi troppo male. Botta al ginocchio, un polso un po' dolorante. È stato trascinato da una Dacia bianca per alcuni metri Alessandro De Coppi, giovane papà di Soligo che sabato mattina stava lavorando in questo cantiere di Pieve tra via Mussa Alta e via Carlo Conte. Sono da poco passate le 10 quando Alessandro vede un uomo armeggiare nel piccolo container adibito a spogliatoio dove il solighese custodiva il suo portafogli. Lì ho capito, ho realizzato che qualcosa non andava. Lui mi ha visto, ha iniziato a aumentare il passo, io ho corso, l'ho inseguito. Qui fuori c'era un'auto che lo stava aspettando, lui è riuscito a salire, io l'ho raggiunto. Seguono attimi concitati quando Alessandro molla la presa, la prontezza di chiamare subito i carabinieri di Vittorio Veneto e dare loro la targa. Questione di poco, i militari riescono a rintracciare la Dacia in un vigneto zona Conegliano. Oltre al ladro, un 53enne di Farra di Soligo con precedenti, c'è anche la complice conducente, una donna 43enne coneglianese. Si stavano preparando una siringa per assumere dello stupefacente. Nell'abitacolo vengono recuperati la Poste Pay e del contante, non il portafogli di cui si erano sbarazzati in zona Refrontolo. Sono stato fortunato perché ho recuperato il portafoglio grazie a dei ciclisti che passando dalle parti delle Mire, Tripolitania, quella zona lì, lo hanno trovato per terra, lo hanno consegnato a un'osteria che c'è lì a Corbanese. I due malviventi si trovano ora ai domiciliari con l'accusa di rapina impropria, mentre De Coppi è già tornato al lavoro. Ringrazia i carabinieri per la tempestività, ma racconta un altro fatto. Hai mai subito furti? Questa settimana, martedì, in un altro cantiere che ho a Conegliano. Cosa è successo? Ci hanno portato via un'attrezzatura e del materiale che avevamo lì, quindi niente, dai, si è conclusa così una settimana non proprio delle migliori, dai.